Si intitolano 30 anni di Friuli Doc e Udine Photo Doc, le due mostre appena inaugurate in centro città nell'ambito della 30ª edizione della Kermesse Enogastronomica in programma dal 12 al 15 settembre. Le esposizioni sono state allestite, rispettivamente, nell'ex chiesa di San Francesco e nella Galleria Tina Modotti. Due mostre che raccontano l'evoluzione di una kermesse che insomma è nata un po' per gioco, un po' per scherzo nel 1995, che è diventato un riferimento per un territorio economico, sociale, culturale e identitario, e quindi sembrava giusto dar merito a chi ha tracciato questo percorso da quegli anni fino ad oggi, insomma chi ha condotto le varie edizioni, e quindi parlare dei manifesti, raccontare l'evoluzione grafica dei manifesti raccontano l'evoluzione vera di una kermesse che ha saputo regalare molto a questa terra. Dall'altro lato un'altra mostra che racconta i volti, racconta i luoghi, racconta le storie, racconta appunto gli episodi che hanno caratterizzato questi 30 anni, due occasioni importanti anche per rivendicare un ruolo importante che ha avuto la nostra città nell'evoluzione di un Friuli che evidentemente oggi più di prima ha bisogno di un ruolo nuovo, di un ruolo diverso, e che insomma però allo stesso tempo è baricentrico dal profilo gastronomico e imprenditoriale di questa regione.